Mario, sulla quarta giornata di Serie A della Lega Calcio 8 qui allo Sport City si affrontano la Roma Calcio 8 GSA e la Venere in bikini. Parte lui, pallone lungo, dalla parte opposta, Feula con la testa, schiaccia troppo il pallone. Poi cerca la progressione Roberti che salta un avversario, va col mancino, pallone vicinissimo al palo. Fa buona guardia Temperini ma non è finita, Ciccolini ravviva l'azione, poi Maschietti pensa al tiro e qui Santi si supera. Per Quinquigno che però se la cava, allora Feula, buono lo scambio con Sestili che cerca il pallonetto proprio per Feula, cicca il pallone Boschetti, ancora il tocco sotto di Feula, che occasione qui del numero 11. In questa situazione può ripartire la Venere, Roberti sulla tre quarti cerca spazio per il destro, pallone che rimane lì, arriva Eusebi col mancino, il vantaggio per la Venere e da lì è difficile che sbaglia il numero 8, si portano in avanti gli uomini di Ursi 1-0 qui. Maschietti, Feula, questa volta non passa il numero 11 ma guadagna un calcio di punizione, gesto al cronometro, allora può partire adesso Feula che appoggia per Ciccolini, il piazzato ed il pareggio della Roma, il gol con il piatto e qui era difficile l'intervento per Matteo Santi, equilibrio ristabilito allo Sport City, 1-1 il gol del numero 4 Lorenzo Ciccolini. Continua ad attaccare comunque la Venere, qui il numero di Tortosa che se ne va bene su Ciccolini, lo scarico per Midulla, da lì può attirare Midulla, la deviazione provvidenziale, ci ha messo il piedone Sacchi qui allo Sport City. Succi prova a inventare qualcosa in mezzo a due, ha un buon dribbling il numero 9, poi con il tacco, pallone magistrale in mezzo, Ciccolini, che occasione divorata, anzi Pettinari, scusate, era tutto solo. Quinquinio, sempre al lancio lungo, questa volta l'anticipo di Boschetti, poi Midulla è bravo a servire la ruffa, ancora lui, cerca il tiro, conclusione potente ma troppo larga. L'appoggio in mezzo, poi per Borci che può girarsi, pensa al mancino smorzato, poi Coletti, pallone che rimane lì, ancora Coletti, fantastico doppio intervento. Manca pochissimo al termine, 1-1, Roberti può andare con la rimessa laterale, si fa vedere Eusebi, il pallone è per lui, lo mette giù, cerca poi il dribbling, il tocco di mano, sì, da parte di Maschietti. Parte adesso Eusebi col destro, pallone che entra in rete, Andrea Eusebi, la doppietta, è sempre il capitano, il trascinatore di questa squadra, si riconferma tale, vantaggio sul finale firmato dal numero 8, manca pochissimo, pallone messo in mezzo da Chianese, non arriva nessuno però, termina sul fondo e arriva il triplice fischio del direttore di gara, grandissima vittoria per la Venere in bikini che sul finale, guidata dal suo capitano, trova 3 punti fondamentali qui allo Sport City, doppietta, la seconda di Andrea Eusebi contro la Roma Calcio 8, davvero si riconferma il grande trascinatore di questa squadra. Beh, sicuramente Andrea non è che lo scopriamo oggi, è un grande giocatore, però non si può rovinare una partita a un minuto dalla fine con una punizione inesistente che a 2 metri neanche si copre la faccia e fischia un calcio di punizione inesistente a mio avviso. Poi per quanto riguarda la partita, primo tempo secondo me noi bene, molto meglio di loro e abbiamo sbagliato un po' troppi gol al secondo dove loro sono venuti un po' più fuori, ci siamo giocati una bella partita al secondo tempo a viso aperto, una bella squadra, pareggio era giusto, forse per le occasioni qualcosina in più noi secondo me, però il calcio è fatto così, poi termina un episodio e torniamo a casa col bottino a 0. Sì, è stata una partita durissima, ma lo sapevamo perché conosciamo gli avversari e conosciamo le difficoltà di questo campionato. Erano partiti molto bene loro perché si erano messi meglio in campo. Questo è un campo difficile per noi che siamo una squadra più tecnica che di corsa, quindi giocando allo Stella Azzurra ci troviamo molto meglio. Poi la partita è stata determinata da episodi, cioè potevamo vincere noi come abbiamo fatto o potevano vincere loro. Siamo stati un po' più fortunati e come hai detto te, comunque non è la prima volta che segno contro la Roma, è una squadra mia un po' diciamo fortunata che è la seconda doppietta che gli faccio.